Sui nuovi impianti di cogenerazione, posizioni sempre più distanti tra SIOT che va avanti con l'iter e sindaci che proseguono nella difesa dei territori. Stamattina tavolo tecnico a Udine e la Regione prova a mediare. Boccata d'ossigeno per gli infermieri di ASUFC ai quali saranno pagate 170.000 ore di straordinari su un totale di 400.000. UIL e Nursin siglano l'accordo, l'azienda si impegna a ricercare ulteriori risorse. Catturavano uccelli da richiamo e li inanellavano per rivenderli anche a 200 euro ad esemplare. Operazione dei carabinieri forestali anti-bracconaggio, 6 le denunce con perquisizioni anche in provincia di Udine. Il comune di Gemona anticipa lo Stato e grazie a una variazione di bilancio trova i fondi per coprire l'aumento del costo delle materie prime che ha causato il fermo dei lavori nel castello. Il cantiere prosegue da 30 anni. Da questa sera prende il via Palla A2, la nuova trasmissione di Telefriuli sul basket regionale, protagoniste le Eagles di Cividale e l'Apu, ma anche le categorie inferiori e tutto ciò che ruota intorno alla pallacanestro. Buonasera e ben trovati all'edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di una questione ambientale perché oggi si è svolto un tavolo tecnico in Regione a Udine sui nuovi impianti di cogenerazione della SIOT. Sindaci e comitati proseguono nella difesa del territorio mentre l'azienda va avanti con l'iter. La Regione prova a mediare. Vediamo. Da una parte sindaci e comitati, dall'altra la SIOT, la società che gestisce l'oleodotto che attraversa il Friuli Venezia Giulia e che ha un progetto che prevede 4 impianti di cogenerazione metano per il pompaggio del greggio nei comuni di Paluzza, Reana del Roiale, San Dorligo della Valle e Cavazzo Carnico, quest'ultimo ancora in attesa di autorizzazione. Un confronto mediato dall'assessore regionale all'energia e ambiente Fabio Scoccimarro che ha visto le parti ancora molto distanti. Uno scambio di opinioni più o meno vivaci, cercheremo di coniugare le leggi con l'interesse del territorio. È ovvio che i cittadini con i loro sindaci hanno delle preoccupazioni legittime che verranno attenzionate e do la mia parola che non verrà trascurata nemmeno una virgola. Il fronte del no resta compatto. Non siamo una comunità che dice no a prescindere, ma studiando le carte, facendoci appoggiare anche da APE, che è l'Agenzia per l'Energia di cui noi siamo soci, che ci ha confutato i dati di Energy Project per quanto riguarda SIOT. Questo tipo di progettualità non è adatta a un territorio che ha già avuto un inserimento da parte di SIOT fin dagli fine anni 60. L'azienda, raccolte le obiezioni, prosegue tuttavia nel suo iter. Dal punto di vista amministrativo i procedimenti 3 sono conclusi con l'autorizzazione che è stata rilasciata e il 4º procedimento amministrativo è in corso di conclusione. Si tratta di cogeneratori che sono presenti in centinaia e centinaia di unità in Nord Italia, centinaia di unità in Friuli Venezia Giulia. Adesso siamo pronti a continuare il dialogo, confronto, non sterile dibattito a 2 comunicazioni tra sordi. Cambiamo argomento. UIL e Nursin hanno siglato con ASUFC l'accordo per il riconoscimento delle prestazioni aggiuntive del personale infermieristico. L'azienda sanitaria garantisce al momento la copertura economica di 170.000 ore sulle 400.000 totali e si impegna a ricevere nuove risorse per coprire l'intero monte ore. Ammonta a 7.390.811 euro l'accordo sulle risorse aggiuntive regionali per il 2022 siglato con Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale dai sindacati di categoria UIL, FPL e Nursind. Serviranno per pagare una parte delle eccedenze orarie prodotte dai lavoratori di tutta l'azienda. L'azienda ci ha dato anche garanzia di ulteriori fondi per pagare le prestazioni aggiuntive e gli straordinario. Ricordiamo anche che parliamo anche del pagamento dell'abbattimento delle liste d'attesa, fondamentali anche per tutta la popolazione della regione e della provincia. E con le ore a quanto ammontano? Le ore pagabili a 170.000 su un monte di 400.000. L'azienda ha anche detto che si impegnerà a reperire ulteriori risorse a livello regionale. Se entro il 31 dicembre questo accordo non veniva in porto e con la nostra firma come UIL e Nursin abbiamo fatto oggi, probabilmente i lavoratori si presentavano con i primi di gennaio con
incertezza di avere in busta paga le prestazioni aggiuntive, le ore straordinarie e tutto il resto che comprende il comparto. La cronaca risiedeva a Sacile, l'operaio di 56 anni che questa mattina a Colle Umberto nel Trevigiano è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro. Si tratta di Marco Pessotto che lavorava nel mobilificio Furlandi via De Gasperi. Poco dopo le 10 l'uomo ha subito gravi ferite al bacino e alle gambe per lo schiacciamento causato da un macchinario. Inutili i tentativi di salvargli la vita da parte del personale sanitario e dei vigili del fuoco. Versa in gravi condizioni un uomo di 76 anni, è rimasto ferito a una gamba questa mattina mentre stava utilizzando una motosega nei boschi a Budoia. L'uomo ha chiesto aiuto ad un parente che ha chiamato il 112. L'infermiere della sala operativa della Sores ha guidato al telefono il parente per il tamponamento della ferita fino all'arrivo del personale sanitario. Il 76enne è stato poi portato all'ospedale Santa Maria degli Angeli. La procura di Urbino ha indagato anche 2 friulani, un 61enne di Sedegliano e un 66enne di Pavia di Udine, al termine delle indagini condotte nei confronti di 6 persone accusate di catturare uccelli per poi rivenderli ai cacciatori. Ci sono anche 2 friulani nell'elenco delle 6 persone residenti tra Marche, Emilia-Romagna e Friuli indagate dalla Procura di Urbino per i reati di furto aggravato ai danni dello Stato, ricettazione, alterazione di sigilli di Stato, uccellagione e detenzione illegale ai fini commerciali di fauna selvatica. Si tratta di un 61enne di Sedegliano, allevatore, che nel corso delle perquisizioni eseguite dai carabinieri forestali è stato trovato in possesso di 12 uccelli, di cui uno sprovvisto di anelli ed altri presumibilmente contraffatti, e di un 66enne di Pavia di Udine. Aveva 53 uccelli con anello contraffatto, mentre altri 6 ne erano completamente sprovvisti. Il primo è indagato per alterazione di sigilli di Stato e detenzione illegale ai fini commerciali di fauna selvatica, l'altro è accusato di furto e alterazione di sigilli. Le indagini, che sono durate oltre 10 mesi, hanno consentito di portare alla luce un vasto presunto traffico di uccelli da richiamo di provenienza illegale. I volatili, secondo l'accusa, venivano catturati in natura durante il periodo della migrazione, per poi essere regolarizzati con apposizione di anelli o alterati, oppure infilati forzatamente nelle zampe, provocando lesioni agli arti. La normativa vieta la cattura degli uccelli in natura con reti o altri strumenti non consentiti. Dalle indagini è emerso che nel periodo della migrazione, in una nottata, i bracconieri potevano catturare con reti e richiami elettronici decine di uccelli che venivano poi rivenduti ai cacciatori a prezzi ragguardevoli. Dalle intercettazioni telefoniche è emerso come in una sola sessione di uccellagione siano stati catturati 600 esemplari da rivendere ognuno ad un prezzo che oscilla tra i 180 e 250 euro. 5 tir sono rimasti coinvolti in un incidente, uno impattato contro la barriera di sicurezza centrale finendo di traverso nella corsia di sorpasso della carreggiata opposta. Poteva avere conseguenze ben peggiori. L'incidente è avvenuto attorno alle 12:30 di oggi lungo la A4 tra il nodo di Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Nell'incidente una persona è rimasta ferita. Il tratto è stato subito chiuso al traffico, così come l'allacciamento A28-A4 in direzione Venezia. Si sono formate lunghe code sia in direzione Venezia che in direzione Trieste. Smarriscono le chiavi di casa, le trovano i ladri, entrano nell'abitazione quando non c'è nessuno e rubano 500 euro in contanti. Disavventura per una coppia di anziani di San Giovanni al Natisone, alla quale non è rimasto altro che denunciare il fatto ai carabinieri. Nei giorni scorsi il mazzo di chiavi era stato perso nelle vicinanze della casa, era però finito nelle mani dei malviventi che a quel punto sono riusciti con facilità ad entrare nell'abitazione. Concluso il furto, hanno lasciato quelle stesse chiavi a terra. 3 passeur di nazionalità curda e afghana sono stati arrestati a Trieste per aver favorito l'ingresso irregolare in Italia di decine di migranti. I primi 2, entrambi ventenni curdi, sono stati fermati dalla polizia dopo aver fatto uscire da un'auto 19 persone, tra cui 9 bambini, stipate all'interno del veicolo. Il terzo invece è stato individuato in località caserana, mentre si nascondeva in un gruppo di una quindicina di migranti afghani che lui stesso aveva introdotto sul territorio nazionale. I loro assistiti, in entrambi i casi, non hanno chiesto la protezione internazionale e sono stati quindi espulsi dall'Italia. Parliamo ora della politica della nostra regione. Il Consiglio regionale al lavoro sulla legge di stabilità che tra oggi e domani avrà gli ultimi passaggi nelle commissioni. Un pacchetto di emendamenti da 24 milioni di euro è stato presentato dalla Giunta subito dopo gli ultimi passaggi della legge di stabilità nelle commissioni, dove verrà votata tra oggi e domani prima di arrivare in aula tra 2 settimane. L'assessore Barbara Zilli ha sottolineato che queste risorse rafforzeranno gli investimenti fatti in questi anni dall'esecutivo di Massimiliano Fedriga. Penso ai grandi eventi con un'ulteriore dotazione in vista anche della Dunata degli Alpini che si celebrerà a Udine appunto l'anno prossimo. Penso a tutte le attività
attività legate all'ambiente, dove abbiamo deciso di irrobustire i canali di finanziamento ai comuni per lo smaltimento amianti, per la sicurezza dei nostri fiumi e degli alvei stessi. E poi abbiamo diverse attività legate al PNRR, in particolare un fondo di 5 milioni di euro per i comuni che hanno difficoltà di cassa per poter continuare ad attingere alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e mettere a terra importanti cantieri per il loro territorio. Soddisfazione nella maggioranza. Ma un bilancio solido con tantissime risorse, frutto delle scelte di questi anni, anche della negoziazione di patti finanziari con lo Stato, risorse che naturalmente riverseremo sui territori, agli enti locali, alle imprese, politiche per la famiglia. I nostri cavalli di battaglia ovviamente saranno sempre al centro della nostra attenzione. Critiche le opposizioni. 2 sono i punti deboli di questa finanziaria per il 2023, sanità e ambiente. Il centrodestra non è riuscito a risolvere i problemi endemici della sanità nonostante le promesse della campagna elettorale del lontano ormai 2018. Si sono allungate le liste d'attesa, i servizi al cittadino sono peggiorati e questo comunque al netto della crisi pandemica che ha sconvolto il mondo. Sciopero dei trasporti, quella di domani sarà una giornata difficile per chi dovrà muoversi in autobus a Trieste e Pordenone, ma disagi sono previsti anche a Udine. Gli autobus si fermeranno dalle 9 alle 13 a Pordenone e Trieste, mentre a Udine è previsto lo sciopero generale degli iscritti all'UGL e alle USB per tutta la durata della giornata. Domani sarà una giornata complessa per chi dovrà muoversi con il trasporto pubblico locale. I sindacati di FIL-CGIL, FIT-CISL, Will Trasporti, FAISA-CISL, UGL e USB hanno infatti indetto l'astensione al lavoro in Trieste Trasporti e ATAP Pordenone per tutti gli iscritti. Gli autisti, gli assistenti alla clientela e il personale del reparto operativo si fermeranno dalle 9 alle 13. Il personale amministrativo e manutentivo invece nelle ultime 4 ore di servizio. E più sul piano nazionale invece lo sciopero indetto da UGL e USB che prevede lo stop di tutti gli iscritti per 24 ore in regione. Anche in Arriva la situazione è delicata, infatti verrà programmato un nuovo sciopero nelle prossime settimane. Non è escluso slitti dopo le feste in quanto dal 15 dicembre al 6 gennaio il servizio pubblico non può fermarsi per legge. Il tema è monitorato dalla regione che ha affidato a TPL e FVG, di cui fanno parte le 4 società provinciali, la gestione del trasporto su gomma dopo un bando e verranno convocati i vertici in un tavolo congiunto aziende e sindacati. I sindacati chiedono assunzioni e un aumento salariale visti gli stipendi troppo bassi rispetto al carico di lavoro. Viene chiesta anche una maggiore sicurezza in quanto non mancano le aggressioni al personale viaggiante. Più ombre che luci per l'economia del Friuli Venezia Giulia. Crisi energetica e guerra hanno messo in ginocchio alcuni settori più di altri. L'allarme è stato lanciato dal segretario della CISL Alberto Montico. Alberto Montico, finale d'anno, il mondo del lavoro è sempre in fermento e in fibrillazione, soprattutto in questo 2022. Più luci o più ombre dal punto di vista economico e dal punto di vista occupazionale? Tante preoccupazioni. Luci, c'è qualche spiraglio sulla ripresa del mercato del lavoro. Ci sono sicuramente alcune grandi aziende che stanno tirando un po' il PIL a livello regionale e che danno prospettiva al settore dell'artigianato nelle filiere dell'appalto. Sicuramente c'è la preoccupazione per quanto riguarda i problemi energetici, il discorso dell'inflazione a 2 cifre, il discorso della guerra in Ucraina che stanno gettando un'ombra non soltanto in Italia ma su tutti i paesi europei. Quali sono i settori maggiormente in crisi? Sicuramente quello delle costruzioni della metalmeccanica per il discorso degli approvvigionamenti di materie prime, però anche la parte collegata pubblica della sanità ha delle criticità che non possiamo più nasconderci, che non riguardano soltanto a livello regionale ma soprattutto, se parliamo di pubblico e quindi anche della parte scuola, di graduatorie e assunzioni di personale a livello centrale. Un decreto ministeriale rischia di mettere in difficoltà gli esercenti dei centri storici le cui attività hanno i DEORS. Prevede dal 1 gennaio l'autorizzazione preventiva della Sovrintendenza delle Belle Arti. A lanciare l'allarme è il sindaco di Gorizia Ziberna, ma il problema riguarda una ventina di comuni in regione. Non c'è pace per i gestori di bar e ristoranti. Dopo le difficoltà legate alla pandemia, ora ci si mette anche la burocrazia. Un decreto del Ministero della Cultura prevede, nei comuni con centro storico da tutelare, più di 20 in Friuli Venezia Giulia, l'autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, a partire dal 1 gennaio, per i DEOR. Senza via libera, niente pedane, tavolini, sedie ed ombrelloni all'aperto. Lo stesso vale per gli arredi urbani positivamente
posizionati dalle amministrazioni locali. A lanciare l'allarme è il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. La grande preoccupazione nostra è che perciò dal 1° di gennaio tutte le nuove autorizzazioni nuove, e io spero che si riferisca solamente alle nuove autorizzazioni, perché anche ciò non è chiarito, non sappiamo cosa accade per il pregresso, per chi già ha precedenti autorizzazioni. Mi metto nei panni perciò di un esercente che il 1° gennaio fa una domanda, presenta una domanda, un'autorizzazione, oltre che naturalmente al comune, anche alla sovrintendenza. Il comune procede immediatamente, la sovrintendenza, proprio per questa carenza di organico, può impiegarci 6, 7, 8, 9, 10 mesi. Nel frattempo cosa si fa? Mi auguro che si sia trattata di una dimenticanza o comunque di una leggerezza, e che perciò il governo possa intervenire tempestivamente per evitare danni su una categoria che è già stata ampiamente penalizzata nel corso, ahinoi, del pandemico degli ultimi 3 anni. Si chiama Comunità del Collio, il nuovo ente pubblico intermedio che vedrà 10 comuni del territorio mettere in rete diversi servizi. L'8 dicembre la sottoscrizione dell'accordo, che diventerà operativo dal 1° gennaio. Nasce nel Collio un nuovo ente pubblico intermedio in grado di mettere in rete 3 servizi: sportello unico delle attività produttive, transizione digitale e tributi. Si chiamerà Comunità e coinvolgerà 10 municipalità del territorio. Cormons sarà la capofila, con le adesioni anche di Dolegna del Collio, Capriva del Friuli, San Floriano del Collio, Medea, Moraro, San Lorenzo Isontino, Mossa, Farra di Sonzo e Mariano del Friuli. Martedì 6 dicembre alle 18 il Consiglio Comunale di Cormons vedrà l'ultimo passaggio formale del progetto, con l'atteso via libera dell'Assemblea previsto per legge a maggioranza relativa. Giovedì 8 dicembre alle 10:30, poi in sala civica, sempre a Cormons, ci sarà la sottoscrizione formale del nuovo ente, alla presenza dei 10 sindaci, del presidente della regione Massimiliano Fedriga e dell'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Via ufficiale previsto poi dal prossimo 1 gennaio. La Comunità del Collio, spiega il sindaco di Cormons Roberto Felcaro, prevederà, nel rispetto delle normative regionali vigenti, la condivisione iniziale di almeno 3 uffici: lo sportello unico delle attività produttive, la transizione digitale e i tributi. L'obiettivo è ottimizzare sotto un unico ombrello i servizi per il cittadino. Gli organi previsti a livello statutario sono una figura tecnica, il direttore generale, e altre di riferimento politico. Il presidente sarà nominato all'interno dell'assemblea dei 10 sindaci e sarà supportato da un comitato esecutivo formato da altri 4 primi cittadini. A Pordenone, primo comune in Friuli Venezia Giulia, da lunedì le contravvenzioni per le soste selvagge potranno essere elevate anche dagli ausiliari della GSM, società a partecipazione pubblica che si occupa della gestione degli stalli blu. Una misura resa possibile dal nuovo codice della strada che permetterà di supplire alle carenze d'organico della polizia locale. Ausiliari della sosta in supporto alla polizia locale. Da lunedì a Pordenone gli operatori della GSM, la società a partecipazione pubblica che si occupa anche della gestione degli stalli blu in città, potranno contravvenzionare quegli automobilisti che in barba alle norme del codice della strada e del buonsenso sostano laddove non è consentito. L'amministrazione comunale di Pordenone in primis, ma tutte le amministrazioni con le quali noi lavoriamo hanno chiesto questo nuovo servizio e pertanto partiamo con Pordenone con lunedì 5 e poi questo servizio verrà esteso un po' a tutte quante le nostre amministrazioni che lavorano con noi. Pordenone sarà il primo comune in Friuli Venezia Giulia a sperimentare questa possibilità data dal nuovo codice della strada. L'articolo 12 bis del codice della strada, che è sostanzialmente un articolo che dà la possibilità oggi agli accertatori di poter sanzionare non soltanto sul blu ma anche su alcuni codici di infrazioni del bianco. Ci sarà sicuramente un'operazione che tende a dare un ordine al sistema mobilità di questa città. Un giro di vite quindi contro le soste selvagge, di una maggiore attenzione a quelle zone della città dove sempre più spesso l'inciviltà regna sovrana. Friuli Innovazione ha ospitato un workshop aperto alle imprese del territorio per parlare di tecnologia additiva, consegnando le chiavi della propria attrezzatura a chi volesse investire in questi nuovi processi produttivi. Friuli Innovazione apre le sue porte alle piccole e medie industrie, anzi, più che le porte, apre alle sue tecnologie. L'acceleratore di imprese infatti metterà a disposizione delle PMI del territorio le proprie stampanti 3D e le proprie tecnologie additive per ripensare da zero i processi produttivi e aiutare chi voglia investire in questo campo a trovare i partner giusti e a ricevere i maggiori finanziamenti. È un
punto essenziale del nuovo corso di Friuli Innovazione. Avere dei luoghi dove le imprese possano fare quell'attività che noi chiamiamo test prima dell'investimento. Cosa succede? È un percorso organizzato in cui io parto dalla consapevolezza, come l'evento di oggi, è un open day che dice alle aziende che c'è una tecnologia in più da poter usare, fino ad avere formazione, a provare i propri prodotti con una tecnologia diversa e addirittura arrivare alla prima serie, in modo tale che in questo percorso l'azienda capisca se queste nuove tecnologie sono utili, sono inseribili nel proprio ciclo produttivo per una componente, per il prodotto finito, per un assieme, e poi possano avere tutti gli elementi a fine di questo percorso per dire: compro la tecnologia, vado da un terzista perché ho imparato come si fa, ho la ricetta, oppure questa tecnologia non mi serve. La collaborazione che noi stiamo cercando sia con Friuli Innovazione ma anche col Comet, che stasera organizza l'evento, è quella di dare la possibilità alle imprese di sperimentare le nuove tecnologie prima di fare gli investimenti. Cerchiamo di creare un collegamento fra le tecnologie, facendole vedere, e le imprese. Il comune di Gemona anticipa lo Stato e grazie a una variazione di bilancio riesce a trovare i fondi necessari a coprire gli importi corrispondenti all'aumento del costo delle materie prime che hanno causato il fermo dei lavori nel castello. È dagli anni 90 che la Gru del Castello fa parte della veduta panoramica di Gemona, tanto che viene da chiedersi quale sarà la reazione dei gemonesi una volta smantellata. L'iter di ricostruzione del maniero ha davvero dell'incredibile, basti pensare alle tante volte in cui i lavori si sono fermati per problemi alle imprese che man mano si sono aggiudicate gli appalti tra fallimenti, concordati, liquidazioni, patto di stabilità e varie vicissitudini, mai legate direttamente a Gemona. La Gru continua a essere testimone attento e severo di accadimenti che pare non abbiano mai fine. Sembra quasi ci voglia la bacchetta magica per porre fine a questo iter travagliato. Senza il supporto della magia, ci pensa l'amministrazione comunale, che ha approntato variazioni di bilancio per chiudere un cantiere di competenza statale rimasto fermo dalla scorsa estate a causa dell'aumento dei costi delle materie prime. Il comune ha deciso di creare un fondo di rotazione per anticipare 125.000 euro che corrispondono alle risorse necessarie a coprire la maggiorazione dei costi, in attesa che lo Stato riconosca la situazione e proceda al rimborso. Siamo arrivati all'ultima fase, commenta il sindaco Roberto Revelant, con la sistemazione del cortile interno e l'eliminazione di tutte le impalcature. Parallelamente l'amministrazione comunale sta dando seguito alla progettazione per arrivare all'appalto il prossimo anno della risalita meccanizzata che servirà al trasporto di persone, di oggetti per l'organizzazione di mostre e di generi alimentari per rifornire il previsto punto ristoro. Solo dopo la realizzazione dell'ascensore, la gru ultra trentennale potrà scomparire definitivamente. Udine per 3 giorni è la capitale dei paleografi italiani. All'Ateneo Friulano, che è sede di una consolidata tradizione di scoperte fondamentali, non si parla solo di risultati frutto della ricerca, ma anche del ruolo dei manoscritti in epoca digitale. L'Università di Udine celebra i 40 anni dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, con 3 giornate dedicate a manoscritti e documenti antichi, alle quali partecipano studiosi provenienti da tutta Italia. L'Ateneo Friulano è particolarmente vocato allo studio e all'insegnamento della materia, tanto che lo hanno portato a scoperte importanti, tra le quali un manoscritto di Giovanni Boccaccio. Sì, alla British Library è un manoscritto, in realtà il pezzo mancante di un manoscritto contenente diversi testi storici, copiato interamente da Boccaccio. Mancava quel tassello che io ho ritrovato ormai 10 anni fa alla British Library di Londra. Sì. La 3 giorni è occasione per un confronto sulle nuove scoperte, sul ruolo dei manoscritti in un'epoca digitale. Viviamo in un mondo digitale, gli stessi manoscritti sono digitalizzati al giorno d'oggi, ma il fascino dell'oggetto, del libro manoscritto anche come oggetto, rischia di perdersi. Per festeggiare il Natale e risparmiare energia elettrica a Dignano e nelle sue frazioni, il Comune ha promosso un'iniziativa particolarmente originale. Quest'anno non ci saranno le luminarie installate per le vie del paese, ma alcune sagome, una per ogni famiglia, alimentate a batteria e costruite da alpini ed altri volontari. 950 i punti luce a disposizione.
Ogni rimedio è buono per poter far fronte al caro bollette. La dimostrazione la si è avuta nel comune di Dignano, dove Alpini, assieme ad un gruppo di cittadine e cittadini, con il sostegno del comune, privati e attività locali, stanno ultimando la realizzazione di luminarie a batterie che verranno assegnate alle 950 famiglie del comune. Abbiamo pensato a questa iniziativa in questo momento di bollette elevate, dove noi come comune abbiamo dovuto correre al riparo e quindi la notte dobbiamo chiudere, spegnere le luci dell'illuminazione pubblica. Questo non è sicuramente una bella cosa per la gente, per cui di fare delle luci, no, che siano accese tutta la notte e senza consumare energia elettrica, cioè che funzionano a batteria. Un lavoro che sta impegnando un folto gruppo di volontari dal mattino alla sera, prima per modellare le sagome e poi per installare le luci. Un'iniziativa che dimostra lo spirito di iniziativa dei dignanesi, che faranno sapere a chi transiterà per il capoluogo nelle frazioni di Carpacco e Vidulis che si può illuminare il Natale in modo originale. Il costo dell'iniziativa è di 6 euro a pezzo e, come al solito, le penne nere non si sono tirate indietro. Anche questa volta ci siamo messi subito all'opera sulla richiesta di poter dare una mano per questa bella idea, insomma, di poter fare qualcosa per i nostri concittadini, e noi per il volontariato sai benissimo che tu che siamo sempre presenti. Chiusura allo sport, parte oggi la nuova trasmissione di Telefriuli dedicata al basket regionale, si chiama Palla a 2, in onda ogni giovedì alle 22 per parlare di Web Gesteco Cividale, di Apu Old Wild West, ma anche di tutto ciò che ruota intorno alla pallacanestro in Friuli Venezia Giulia. In studio Marco Pasquariello, che con i suoi ospiti di settimana in settimana analizzerà gioie e dolori delle due friulane in A2 con interviste esclusive e highlights ogni giovedì alle 22, dunque Palla a 2. Era questa l'ultima notizia per il nostro notiziario. Dopo di noi è il notiziario sportivo e il meteo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.